Buon pomeriggio. Al gentile pubblico presente porto il saluto della nostra Presidente, dottoressa Antonella Magaraggia, e naturalmente anche mio personale. Diamo il benvenuto in particolare alle organizzatrici di questo incontro, Eleonora Cussini e Letizia Michelon, con sincera gratitudine per aver proposto all'Ateneo di ripensare Palmira. Il programma di questo pomeriggio, con il sostegno dell'Archivio Vittorio Cini e dell'Agimus di Venezia. Abbiamo aperto questo incontro con un contributo musicale che dobbiamo alla sensibilità e all'arte di Letizia Michelon, socia dell'Ateneo e instancabile promotrice in questa sede di preziose iniziative culturali. Le siamo particolarmente grati per questo. Life in Palmira, Life for Palmira, è il volume in cui sono raccolti gli atti di un convegno dedicato alla memoria di una figura indimenticabile di archeologo, Khaled al-Assad, che in uno dei momenti più funesti per la storia dell'umanità ha sacrificato la sua vita in nome della civiltà, per una vita per Palmira, fatta di ricerche e di grandi iniziative, tra cui la creazione del museo, e conclusa tragicamente morendo per Palmira. Palmira è uno dei centri più importanti, come tutti sapete, della Siria ellenistico-romana, ma anche di epoche successive e anche in precedenza le sue radici affondano molto lontano. Questo sito vanta una storia millenaria e una ricchezza di monumenti a buon diritto patrimonio dell'umanità. Ripenseremo Palmira con la guida di Eleonora Cussini, docente di filologia semitica a Ca' Foscari, in dialogo con i curatori del volume, Michal Gavrilowski, professore emerito di archeologia del Vicino Oriente all'Università di Varsavia, e Dagmara Wiegels Rondolino, professoressa di archeologia classica sempre a Varsavia. Si uniranno idealmente a noi con i loro messaggi Walid al-Assad, figlio di Khaled e direttore degli scavi del Museo di Palmira, e Andreas Schmidt-Collinet dell'Università di Vienna, altro importante archeologo impegnato nel sito, che pure saluto e ringrazio. Mi sia concesso a titolo personale di rivolgere un particolare saluto e un particolare benvenuto a Dagmara Wiegels Rondolino, che ritrovo dopo anni in una Venezia da allora molto cambiata. Dagmara ha studiato, lavorato e insegnato per lunghi periodi a Ca' Foscari, quando ho avuto modo di apprezzare le sue qualità di studiosa, maturando una cordiale amicizia. Mi è grato ricordare inoltre il notevole contributo agli studi palmireni offerto da più generazioni di studiosi polacchi, così ben rappresentati dai nostri ospiti di oggi. Questo volume è anche il segno che ha significato e significa la ricerca archeologica in questo sito, un incontro di molti studiosi provenienti da molti paesi, impegnati nello studio e nella valorizzazione di un'area, liberi e uniti oggi ancor più di ieri nell'intento di rimarginare e curare le profonde ferite inferte ai monumenti da una dissennata violenza che tuttora purtroppo in quell'area, in tutta quell'area così significativa per la storia dell'umanità, non si riesce a sconfiggere. Desiderando una pace vera e duratura, vi auguro buon pomeriggio e buon lavoro e benvenuti a voi tutti.
Desideravo ringraziarvi con molta emozione per questo pomeriggio che ci ha fatto ricordare cosa abbiamo provato 8 anni fa a Varsavia. Grazie al professore che è un pezzo di storia che ci onora. È stato insignito a Parigi di un premio pari al Nobel per l'architettura, scusate, per l'archeologia. Grazie al Dagmara che ha curato la conferenza 8 anni fa, grazie a tutto quello che hanno fatto gli studiosi in questo libro che è veramente un monumento dedicato a Palmira e a Khaled. Grazie a Leonora per averci guidato questa sera ad accogliere tutte le suggestioni che ci sono state donate, e grazie ai musicisti.